Buongiorno a tutti signori, attenzione, ultima ora di mercato clamorosa, c'è un'offerta arrivata ad Aurelio De Laurentiis per un nostro giocatore. Attenzione signori, parliamo di un'offerta shock. Prima di continuare a scoprire tutte le ultime mosse di mercato sul nostro Napoli, vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale Signori di Napoli, di attivare la campanella delle notifiche e se vi va vi potete abbonare per sostenere la nostra redazione. Detto questo, signori, come sapete non c'è solo Antonio Conte da soddisfare in questo momento. Al Napoli c'è un progetto da assestare senza ridursi al mese di agosto come già capitato, ma il presidente De Laurentiis dovrà prima occuparsi di una variabile dal nome Victor Osimhen. Infatti, come sapete, il centravanti nigeriano è attualmente in prestito al Galatasaray, ma di ritorno al club partenopeo al termine della stagione è stato avvicinato con forza all'Arabia Saudita. Da quello che ci risulta e che poi ha trovato conferme anche sul quotidiano Il Mattino, l'Al Hilal ha scavalcato in questo momento la concorrenza della Juve e si è piazzato in una situazione favorevole con un'offerta, tenetevi forte, da 15 milioni di euro a stagione per un contratto triennale per appunto Victor Osimhen. Non si tratta quindi, ve lo ripeto, di semplici rumors, visto che la società di Aurelio De Laurentiis è arrivata appunto ufficialmente a questa proposta da poco meno 60 milioni di euro per rilevare il cartellino del giocatore. Questo affondo della società araba, appunto da parte del club saudita, è arrivato perché il club parteciperà al mondiale per club negli Stati Uniti e appunto non vogliono assolutamente passare come no, vittima sacrificale, ma vogliono essere i protagonisti del mondiale per club. E da qui appunto l'affondo in questi giorni per Victor Osimhen, che quest'anno ha appunto messo a segno 30 gol in 35 partite stagionali. Non è un mistero la volontà dell'ex direttore sportivo Giuntoli di accaparrarsi Osimhen, quindi di portarlo alla Juve, ma attenzione perché l'Al-Hilal appunto ha accelerato notevolmente nella trattativa, tanto da scavalcare la Juve, che in questo momento non riesce nemmeno ovviamente a raggiungere pochi milioni di euro perché è in piena lotta alla Champions League, e lo stesso Giuntoli è sotto la lente di ingrandimento della proprietà, in quanto la scorsa estate ha speso tantissimo e non è riuscito ad apportare in realtà un miglioramento notevole tecnico alla rosa juventina. Quindi in questo momento la Juve sta provando un po' a barcamenarsi per cercare di guadagnare tempo e provare anche appunto Giuntoli l'assalto a Victor Osimhen, ma attenzione perché il nigeriano di fronte a 15 milioni netti a stagione potrebbe preferire addirittura il club arabo anche al Manchester United, che era pronto a dargli un ottimo ingaggio, circa 12 milioni, ok, e a pagare la clausola rescissoria al Napoli. Ma anche il Manchester United non sta vivendo un periodo d'oro, e quindi, viste le difficoltà di United e Juventus, ecco che l'Arabia Saudita ha scavalcato tutto e ha messo sul piatto comunque una cifra un po' lontana dai 75 milioni, ma comunque importante, che potrebbe far sì che Aurelio De Laurentiis appunto potesse risolvere una questione spinosa e partire il prossimo calciomercato estivo con già più 60 milioni di euro da sommare ai 75 di Kvaratskhelia. Detto questo, signori, ditemi cosa ne pensate, se secondo voi è giusto vendere Osimhen per 60 milioni di euro. Grazie per essere stati con noi.